Buongiorno a tutti, benvenuti nell'ufficio associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l'associazione di medio-piccoli risparmiatori più grande d'Italia. Questo è un video che oggi facciamo con diversi argomenti, quindi vi prego di seguirci fino alla fine, che servono sia per i risparmiatori delle banche venete, sia per chiunque in Italia oggi abbia un conto corrente. Seguitelo fino alla fine e poi capirete perché. Comincio con delle notizie flash importanti e sono queste. La prima: per chi ha fatto richiesta adesione al FIR e ha già completato la domanda, noi vi diciamo continuamente restate fermi e aspettate, perché ci sono ancora dei problemi. Così è, abbiamo denunciato il fatto che Consap, il gestore del sito, abbia aggiornato continuamente il sito nelle ultime settimane, pur continuando a dire che va tutto bene e continua ad aggiornare il sito, in contraddizione con se stessa. In questi aggiornamenti a noi risulta che Consap abbia modificato d'ufficio alcuni profili di chi ha completato il percorso. Abbiamo avuto conferma in queste ore da Roma che Consap dice effettivamente di aver modificato circa 4.000 profili, quindi chiunque abbia finito il percorso e si sia fidato di quello che diceva Consap, vada sulla piattaforma a controllare cosa sta succedendo sul suo profilo. Punto 1. Punto 2, per tutti i risparmiatori. Avete letto in queste ore, purtroppo nel processo Veneto Banca sono state archiviate moltissime posizioni di molti funzionari del CDA, come se in Veneto Banca non sia colpa di nessuno se non del presidente Consoli, una delle poche posizioni rimaste aperte, del crack milionario, anzi miliardario, di Veneto Banca, che ha azzerato centinaia anzi decine di migliaia di risparmiatori, quasi 80.000 in Veneto Banca. Quindi la colpa per quello che è il percorso del processo odierno sembra che sia solamente del presidente. Non si capisce cosa pagassero a fare tanti amministratori e tanti funzionari in Veneto Banca, se questi poi alla fine non sapevano assolutamente nulla e l'unico che gestiva la banca era il presidente Consoli, che faceva, a quanto pare, così ci risulta da quelle che sono l'andamento del processo, che faceva assolutamente tutto a questo punto, no? Storia assolutamente contraria, vicenda gemella ma situazione contraria in Popolare di Vicenza, dove crack miliardario anche qui, 120.000 risparmiatori e altrettante famiglie messe sull'astrico, azzerate. La colpa sembra che sia, per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, degli amministratori. Il presidente sostiene, il presidente padre padrone della banca, per chi è stato nelle assemblee, insomma, ha visto, ha potuto assistere al fatto che lui prendeva sempre la parola e quando parlava lui parlava solo lui, gli altri non parlavano. Dice di non aver mai saputo nulla dei comportamenti che non andavano nella banca e che quindi lui non c'entra e che la responsabilità è solo degli amministratori. Vedete, due vicende assolutamente uguali, due risvolti giuridici completamente diversi, e già questo lascia molto a pensare, se non fosse che una terza situazione si è aperta su queste due vicende. Ricordiamo la Commissione Banche, Governo Gentiloni Roma, documenti secretati. Risultato della commissione: la responsabilità per i crack è nella mancata coesione degli organi di controllo, in principal modo di Consap e di Banca d'Italia, che in realtà invece nei processi veneti non compaiono assolutamente, anzi sono parti lese, perché nei due processi restano ancora in discussione i reati di aggiotaggio appunto, ma anche intralcio alla vigilanza. Questo cosa sta a indicare? Sta a indicare che tre istituzioni, stessa vicenda, tre risvolti diversi. Guardate che la gente non è stupida. Qui ci vuole una verità, ci vogliono i documenti della commissione desecretati e ci vogliono delle sentenze serie. Perché i problemi che hanno creato queste vicende qui in Veneto sono serie. Quindi voi non pensate, cari istituzioni, e in mezzo a queste istituzioni, visto il risultato, è ovvio che c'è qualcuno che fa il furbo, anche se non sappiamo chi è, ma qualcuno fa il furbo, e arriveremo a scoprire chi fa il furbo, perché voi sapete che noi i documenti li andiamo a vedere. Bene, cari istituzioni, cercate di fare bene il vostro lavoro, perché noi non molliamo.
la verità, noi vogliamo la verità e la vogliamo fino in fondo. Ok? Questo deve essere un messaggio chiaro. Bene. Terzo punto del messaggio di oggi è questo. A parte i primi due argomenti che sono molto importanti, voglio ricordare anche a tutti i correntisti che su queste vicende devono ragionare, devono riflettere, perché tre responsabilità diverse sullo stesso argomento stanno a indicare zero responsabilità. E quello che è successo a Veneto Banca e Popolare di Vicenza o altre banche può risuccedere domani, con la sola differenza che da qualche anno c'è una norma che prevede che per le responsabilità degli amministratori paghino i correntisti, quindi chiunque abbia un conto corrente in banca. Ok? Quindi questo deve essere chiaro. La battaglia Veneto Banca Popolare di Vicenza non può e non deve essere solo una battaglia di verità come quella per Etruria o per Carife, non deve essere solo una battaglia dei risparmiatori di quelle banche, ma deve essere una battaglia di verità di tutti i correntisti che oggi, ricordiamo, sono a rischio con la normativa che è stata approvata con indirizzo europeo. È giusto per arrivare all'Europa, notizia che i giornali non vi danno, ma ve la diamo noi, apparirà sulla nostra pagina Facebook fra qualche ora. In Germania è stata salvata una banca con 3 miliardi circa di intervento da parte dell'istituzione regionale pubblica. Avete capito bene? Quello che non è stato permesso fare in Veneto Banca e Popolare di Vicenza è stato permesso oggi fare dalla Commissione europea in Germania per una banca con oltre 3 miliardi. Questo vi faccia riflettere. Due pesi, due misure? Giudicate voi. Noi vi diamo le notizie per quello che sono. Per avere ulteriori notizie, ulteriori approfondimenti, la settimana prossima avremo ulteriori novità per quanto riguarda il FIR. Dovete mettere like alla pagina, così vi appariranno queste notizie, quelle sulla Germania, quelle sui processi Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Dovete mettere like alla nostra pagina o seguirci su Instagram. Mi raccomando, grazie a tutti, buona giornata, a presto.